Il blitz degli uomini della squadra mobile di Pordenone nel canile di Villotta di Chionso nel Pordenonese ha portato alla luce una serie di comportamenti illeciti che avrebbero permesso alla struttura di sfruttare gli animali per garantirsi per un lungo periodo introiti illeciti a danno dei 58 comuni convenzionati tra le province di Pordenone, Udine e Venezia. In particolare è venuta alla luce una truffa ai danni di questi enti relativamente alle spese per il mantenimento degli animali in canile. La proprietaria, ora indagata per truffa ai danni dello Stato e peculato. Secondo gli investigatori, gli animali sarebbero stati ricoverati senza l'attuazione delle procedure di riabilitazione previste e in più occasioni sarebbero stati spostati dal canile, dove era prevista la loro degenza e custodia, all'abitazione della proprietaria della struttura, sottraendo in questo modo gli animali ad ogni possibile adozione e in piena violazione delle normative sanitarie regionali. Ma dalle indagini sarebbe emerso altro. Per limitare le opportunità di trovare una famiglia ai cagnolini, gli esemplari sarebbero stati isolati in box singoli, senza nemmeno farli sgambare, affinché non sviluppassero socialità e condizioni di sviluppo idonee alla loro futura adozione, per assicurarsi così il mantenimento della diaria fatturata ai comuni affidatari. Oppure, in alcuni casi, più cani di taglie diverse sarebbero stati collocati in aree comune, lasciandoli di fatto allo stato selvatico, in condizioni di branco, per impedire che questi sviluppassero affezione per l'uomo. Su richiesta della polizia, il PM, titolare delle indagini, ha emesso un decreto di ispezione locale presso il canile. Qui sono stati trovati centinaia di confezioni di medicinali veterinari scaduti, un ingente mole di documentazione amministrativa, fiscale e sanitaria che sarà ora oggetto di ulteriori approfondimenti.